Signori, possiamo dirlo tranquillamente, senza non fare troppo casino. Vincenzo Italiano questa sera ha dimostrato a Coensensao come spaccimma si gioca a calcio, voglio. Italiano questa sera ha dimostrato come si gioca al calcio al Milan, diciamolo tranquillamente. Allora, innanzitutto buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, stiamo crescendo in modo smisurato. Comunque, a parte questo, signori, Bologna-Milan 2-1, il recupero, questo era il recupero di quando si alluvionò Bologna, i milanisti, non Vera, muti, perché lì avete fatto una grande figura di merda, l'avete rifatto questa sera in campo, ma non sono qui per buttare fuoco, benzina sul fuoco, ecco. Allora, io questa sera ho visto un Bologna preparatissimo, dall'altro lato ho visto un Milan che va a folate. Ragazzi, io non lo so, tu c'hai Teo che non corre, Chilat che non corre, Leao sì ha fatto gol Leao, chi l'ha fatto il gol Leao, mi pare, ma non voglio dire una stronzata, ma pare Leao. Poi c'hai Jimenez che non corre, Joao Felix che non corre, cioè ragazzi questi stanno giocando palesemente contro l'allenatore e si vede, ma lo sapete qual è il problema? Il problema è che loro pensano che facendo così mandano via l'allenatore e invece è sbagliatissimo. Non è che se viene un altro allenatore bello e buono diventa Maradona, cioè ragazzi, i giocatori oramai sono così, fanno i capricciosi, l'abbiamo visto noi a Napoli la passata stagione, andare contro, no? Contro la società, contro gli allenatori stessi, e quindi io non mi meraviglio più di niente. Però una cosa, fatemela dire, questi tifosi del Milan, la società Milan, non quella attuale, perché quella attuale non serve a un cazzo, cari milanisti, scusatemi, ma quando ci vuole ci vuole. I tifosi milanisti meritano rispetto, perché ragazzi, un brand come quello del Milan va rispettato e va saputo portare in alto un brand come il Milan. Vabbè, potremmo stare a dire sì, il Milan ha vinto solo quando c'era Berlusconi, e sti cazzi, se a Provercelli tiene 7 scudetti, ma oramai gioca in promozione in eccellenza in Serie D, ragazzi, gioco proprio Provercelli. Provercelli tiene 7 scudetti, a differenza del Napoli che ne teniamo 3. Quindi ci vuole sempre rispetto per le squadre che hanno vinto più di te. Io vedo un Milan, una dirigenza milanista che, passatemi il termine, se ne passa po' cazzo, come si dice a Bolzano Alto, capito, no? E quindi vedo questi tifosi disperati. Ragazzi, ma qui ci vuole rispetto. Io che porca puttana spendo 300-400 euro, ma facciamo pure di più per andare in trasferta, perché ragazzi i biglietti per le trasferte non te li regalano, devi soggiornare, perché io non penso che poi dopo la partita ti facciano ripartire subito, forse agli ultras, ma quelli che non sono ultras e si vogliono vedere la partita e vengono da un'altra parte d'Italia, tipo dal sud Italia, dovranno rimanere lì a Bologna per dormire e poi la mattina ripartire. Vabbè, stessa cosa vale per gli ultras. Ragazzi, questi si sfondano il culo per fare le coreografie, per fare questo e fare quell'altro, ma dall'altro lato non c'è rispetto. Non c'è rispetto per le persone. Ragazzi, ma io ho un giocatore come Teo Hernandez che si presenta a Feyenoord con quel capello rosa. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Quello è un atteggiamento non professionale. E tu sai quante volte ti avrei fatto rimanere in panchina da qui alla fine del campionato? Lo sai? Uff! Come sai quanti panchine voi facevate, voi? Dai ragazzi, questo è una cosa ridicola. Ribadisco, il Milan, i tifosi, i milanisti meritano rispetto. Poi se Ibra e Cardinale vogliono fare i fenomeni da baraccone, che in questo momento gli sta riuscendo abbastanza bene, che continuino a farlo, ma che non lucrino sulle spalle dei giocatori milanisti. Sempre comunque Forza Napoli. Ciao, io.